Ambizioni diverse, obiettivi stagionali diversi, ma la stessa voglia condivisa di portare a casa una vittoria. Si può riassumere così: la sfida dello stadio Ilardo di Lascari tra il Lascari Cefalù e il San Giorgio Piana, ottava giornata del campionato di eccellenza Girone A, una partita tutta da vivere tra due allenatori che danno sempre tanto ritmo, tanta intensità alle proprie squadre. Da una parte Giuseppe Vigneri, dall'altra Filippo Chinnici, e si parte con il primo tentativo da parte dell'Ascari Cefalù, con il colpo di testa di Macaluso che si spegne alto sopra la traversa. Parte bene la squadra giallorossa, che qui va ancora alla conclusione con la sfera che si perde fuori al minuto 22, con Lorenzoni al primo squillo da parte del San Giorgio Piana, e pericolosissimo con la palla scodellata in mezzo. Il primo colpo di testa da parte di Duli, la palla che rimane lì, conclusione di Visconti, ancora il tentativo e il salvataggio di Crisafulli e della difesa della squadra di casa. Poi al minuto 40 succede questo: rimane a terra un giocatore dell'Ascari, viene espulso Andres Cantus. San Giorgio Piana per oltre un tempo con l'uomo in meno. Prova ad approfittarne subito il Lascari con questa punizione da parte di Palazzo, smanacciata fuori dallo specchio da Lamin Sisei. Poi, con le immagini realizzate dal nostro Pietro Piazza, passiamo al secondo tempo. Dopo la fine della prima frazione c'è subito un tentativo da parte dei padroni di casa, che qui scappano in contropiede. È un'opportunità molto ghiotta, perché come vedete è un 3 contro 2. L'azione si sviluppa sulla fascia di destra, arriva a centro area dove Corda arriva col passo lungo, ignora un avversario meglio piazzato e un compagno meglio piazzato e la mette fuori in spaccata. Poi nell'azione successiva Maniscalchi impegna la Minsisei, che si distende, la mette in calcio d'angolo, un po' in difficoltà nella fascia centrale del secondo tempo. Il San Giorgio Piana prova ad approfittarne il Lascari Cefalù con Palazzo che sterza e calcia palla fuori. Non di molto per l'esperto centrocampista, guida e anima della squadra giallorossa in campo. Qui ancora un'azione sulla sinistra, palla che carambola su Maniscalchi, ancora Palazzo, e questa volta ci vuole la spaccata di Duli per evitare guai. Proprio Duli dall'altra parte di testa, per poco non trova la porta. L'ultima azione ce l'ha il San Giorgio Piana con questa giocata sulla sinistra. Poi arriva Giorgio Chinnici, di gran carriera dalle retrovie, mette in mezzo questo pallone interessante, carambole, poi Maltese controlla e calcia e sfiora il palo. Crisafulli forse nulla avrebbe potuto, ma nell'ultima occasione il calcio d'angolo di Chinnici smanaccia Crisafulli a mettere fuori il pallone. Cerca di insistere il San Giorgio Piana, ma il direttore di gara, già fischiato, finisce 0-0.